Un grandissimo buongiorno a tutti e ben ritrovati in nostra compagnia su Scoop Eventi. Buongiorno Giovanni, come stai? Tutto bene, tutto bene. Un buongiorno anche ai nostri telespettatori e vi ricordo che se volete contattarci il numerino, come dico sempre, è quello che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. La giornata di oggi, Giovanni, io direi di illustrarle ai telespettatori a casa, sarà una giornata molto interessante. Abbiamo qua con noi un ospite molto conosciuto e molto gradito per la programmazione di Scoop Eventi. Io direi di farlo presentare. Ciao, intanto grazie Lady per l'invito e per l'accoglienza. Io mi chiamo Alex Tonti e sono un creatore digitale e influencer e questa passione diciamo che l'ho sempre avuta fin da quando ero bambino, fin dalle elementari, fin dalle medie. Ho sempre avuto la passione di fare i video, dopodiché ho detto ok, facciamo che questi video diventi un lavoro. E allora ho iniziato a farli fin da piccolo, anche se tutti mi andavano contro, nessuno credeva in me, magari ero un po' preso in giro, un po' visto come quello strano, non mi sono mai fatto abbattere da nessuno, sono andato avanti fino a che nel 2019 appunto ho iniziato con TikTok. Quello che adesso è il mio migliore amico, che in realtà l'ho conosciuto facendo da modello in un set, in una canzone, quindi in un set musicale. Lui faceva il videomaker e aveva 100.000 follower su TikTok e lui si chiama Nick, che saluto. Praticamente mi ha fatto scoprire TikTok, dove te praticamente fai questi video corti da 15 secondi e non era tanto difficile, diciamo, andare virale con la creatività, diciamo, e l'originalità che ho io nella mia testa. E quindi con tutte queste idee, la spinta di questo mio amico che mi ha insegnato un po' come si entra in questo mondo, diciamo che attraverso i social sono poi riuscito anche a passare ad altre attività e cose così molto più utili anche per il futuro. Beh, sicuramente dopo Alex noi manderemo in onda il nostro video servizio che ti riguarda, l'abbiamo preparato ad hoc Giovanni. Comunque sicuramente avrete capito che lui è un grande influencer. Magari per chi non conosce questo mondo dell'influencer, Giovanni, magari lo spieghiamo a casa anche per le persone un po' più adulte. Adesso al mondo d'oggi funziona tanto i social. Come potete vedere abbiamo iniziato da Facebook, siamo passati a Instagram e adesso, come ha detto Alex, a TikTok. Ovviamente TikTok è un programma molto divertente dove i telespettatori a casa possono tranquillamente scaricarlo dal loro telefonino e vedranno un sacco di persone particolari perché mettono una musica e puoi ballarci sopra, puoi creare il tuo stacchetto, quindi è davvero spettacolare, ce l'ho anch'io. Quindi anche su TikTok basta che seguono le Diana Rossi, ce l'ho anch'io, l'ho fatto da poco e sono già arrivata a 7.000 follower, è ancora poco perché su Instagram ne ho molti di più, però vabbè, diciamo che anch'io mi sono un po' appassionata e sto cercando anch'io di seguire questo trend. Alex, prima di mandare in onda il nostro video servizio che ti riguarda, io direi di scaldare subito la giornata e di mandare in onda i nostri ballerini con il loro stacchetto, quindi okay. Prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Let's shot, vai! Desce, sobe, desce, Deixando a descer, deixando a descer, deixando a descer. sobe. Alexandra, o comando e você vai ter que jogar. Quando eu mandar você desce que desce, quando eu mandar você
con Alex, non sta brava. Oi, onde saliu pra elas? Onde saliu pra elas? Oi, onde saliu pra elas? Onde saliu pra elas? Lesha, vai! Desce, sobe, sobe, desce, Deixando ela descer, deixando ela descer, deixando ela descer. sobe. Di nuovo qui, spero che il nostro video servizio dei nostri ballerini sia stato di vostro gradimento. Giovanni, vuoi fare magari qualche domanda al nostro ospite? Hai qualche domanda magari sul suo mondo? Tu sei famoso sia su Instagram che su TikTok. Famoso un parolone, però comunque sia i miei Sei un follower ci influencer sono. comunque, Sì. influencer definito tale. Sì. Secondo te adesso anche TikTok può morire nel tempo, visto che Instagram un po' sta copiando i suoi effetti? Te dici con Reels, giusto? Esatto, Ok, esatto. ok. Diciamo che TikTok ha avuto anche questo periodo un po' di crisi, soprattutto in America con Trump che voleva eliminarlo, un sacco di problemi ha avuto, così cos'ha. Adesso come adesso TikTok è un colosso, diciamo che in Italia è esploso praticamente l'anno scorso, quindi secondo me ancora un anno di potere a livello social mediatico ce l'ha ancora. Poi più che Instagram, che comunque Instagram secondo me è una cosa che non morirà mai, è come una cosa base, magari può uscire, sono più convinto nell'uscita magari di qualcosa di più nuovo, più innovativo, o un social che va a comprendere un po' tutto, che sia Twitter, Facebook, Instagram, magari per rendere più smart la cosa. Però sì, secondo me ancora durerà un po' TikTok. Alex, io direi magari, mi sono arrivati dei messaggi proprio in questo momento che ci sono i telespettatori a casa, sono curiosi di vedere quello che fai, allora io direi di mandare in onda le immagini così li accontentiamo. Certo. Quindi prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Stop perky just to start a pop. Pop 2 cups of purple just to stop perky just to start a pop. Pop 2 cups of purple just to warm up. Show you, hold you, don't leave me out with that scenario. You can make up your mind. Please don't waste my time. In the end I drown, you push me down, down. I wanna know when I'm looking at you that you don't only see the things you want to, 'cause I'm not perfect, I'm flawed, and if you don't like that, get lost. Alex, sali a modo tuo. I will never leave you. Never ever, Best friends. forever and ever, I love you. always and forever. Su un Panamera, senza spendere soldi, su barche e tramonti, faccio un party ogni sera, Beh, sicuramente allora avrete capito che il nostro personaggio merita. Alex, veramente complimenti. Grazie perché anche i telespettatori a casa sono rimasti sbalorditi, ti hanno visto semplice, tranquillo, ma alla fine hai spaccato. Grazie.
Che dire, Giovanni, vuoi che iniziamo con l'oroscopo? Leggiamo un po' 2 o 3 segni anche quest'oggi, perché i telespettatori a casa li richiedono, come sempre la tua presenza è ben gradita. Assolutamente. Beh, intanto chiediamo al nostro ospite che segno è. Sono Bilancia. Ecco. Come tuo padre, se non sbaglio. Sì, in bilancia, allora Conosci attenzione, è un bellissimo segno. Sì. Io amo la bilancia, è un segno molto estroverso, non litigate mai. Pacifici, menefreghisti anche, quindi ti li scivolano le cose addosso, li puoi parlare 1000 volte. Sì, è vero, mi ascolti? Cioè, io dico così, sicuramente sarai anche te, no? Papà, mi stai ascoltando? E lui, sì, cosa ho detto? E mi dice le cose di 10 minuti prima. Abbastanza, sì, Ti rispecchia. c'è anche quel po' di essere un po' nel tuo mondo, sì. Ma si sta bene, no? Nel loro mondo. Sì. È giusto così da una parte. Vado avanti con i segni. Ok. Allora, oggi abbiamo il Sagittario. Sono previste per voi nuove conoscenze e da poco avete chiuso una storia importante. Capricorno, come mio fratello che saluto, avete avuto un periodo brutto, ma ora per voi qualcosa di nuovo e bello è in arrivo. Forse io che torno a casa non lo so. Può essere. Beh, il Capricorno è anche un segno molto testardo. Concordo. Mamma mia, noi avevamo una collaborazione, avevo un'amicizia anni fa con un Capricorno, è un segno molto molto tosto e sai, il Capricorno gli piace molto la sfida. Però lavorativamente sono molto forti, nel senso sono persone che non si arrendono mai, se devono lavorare anche 10-20 ore loro lavorano e hanno con i risultati, la diversità tra me del Leone e il Capricorno, Giovanni come ha detto la signora che ci diceva prima, no? Che il Capricorno i suoi obiettivi li arriva con calma nel tempo, va molto piano. E quindi ha tanta pazienza e viene premiato. Noi del Leone, come me, corriamo tanto, a volte sbattiamo la testa, però corriamo, vogliamo arrivare. Siamo 2 caratteri opposti. Forse mi accomuno di più col tuo segno, che è la bilancia, perché anche la bilancia solitamente corre tanto, a volte è anche sbadata, giusto o no? Sì. Però cerchiamo sempre di tirarci su. Un po' anche come te, perché tu sei acquario. L'acquario è più invece libero, amichevole, no? Sì. Puoi dare magari qualche consiglio ai telespettatori a casa te sul Sagittario, no? Che diceva prima che è un segno molto particolare. Vuoi magari dire qualcosa ai telespettatori a casa del Sagittario, Giovanni? Beh, Sagittario è mia mamma, adesso che ricordo. Ecco. Quindi lo preciso adesso, se no sembra che poi mi sia dimenticato. Che consiglio puoi dare al segno del Sagittario, che è fuoco, comunque è forte anche di segno? Sagittario è un bel segno. Forti e a volte anche testardi comunque, però convinti sulle loro idee, del loro pensiero. Sì. Beh, comunque allora è un bel segno. Sì. Beh, che dire, io ricordo anche a tutti quanti i telespettatori a casa che magari ci stanno seguendo in questo momento che se volete delle consulenze anche private per quanto riguarda l'astrologia potete tranquillamente contattarci al numerino che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080. Vi ricordo che l'oroscopo, come dico sempre, non lo prepariamo né io né Giovanni, ma è una persona che li studia dalla mattina alla sera. È una signora di una certa età, ha quasi 70 anni, quindi ha fatto la sua bellissima esperienza e quindi potete tranquillamente contattarci e noi ve la passeremo. Che dire? Esatto. Che dire, io tornerei col nostro ospite. Alex, intanto complimenti per tutta quella che è la tua carriera. Grazie mille. E se magari vuoi dire ai telespettatori a casa o ai ragazzi, i giovani che sono appassionati come me di TikTok, Instagram, eccetera, eccetera, come si fa a salire su con i follower? Allora, partendo da TikTok devi avere semplicemente, che non è semplice in realtà, delle idee chiare e originali, devi pensare a qualcosa che non ha mai fatto nessuno, oppure esprimere dei concetti come avete visto prima nella mia presentazione, molti video rappresentavano magari dei video sono contro la disinformazione, contro l'ignoranza, per esempio c'era un video che era contro l'omofobia, un video contro la violenza, o comunque sia avere dei concetti chiari e dire ok, loro devo rappresentare meglio di tutti per far sì che questo video non deve esplodere in Italia, deve esplodere in tutto il mondo, acquisendo un bel pubblico ovviamente, oltre che
milioni di visualizzazioni ottieni anche centinaia di migliaia di follower. Su Instagram arrivano un po' in automatico, un po' magari quando fai qualcosa un po' di più shock, scoop, quando magari dici cavolo è successo qualcosa di assurdo, ve lo spiego meglio magari nelle come storie. Come scoop eventi, no? Esatto, Ecco. scoop. E quindi dopo da lì arrivano automaticamente anche su Instagram. Infatti tipo nel 2019 mi sono concentrato, anche se magari il video non andava bene, io andavo avanti a fare i video, anche raduni in giro per l'Italia, conoscendo appunto tutta la community di TikTok Italia e aumentando su TikTok. In un anno ho fatto proprio il 31 dicembre 2019 200.000 follower su TikTok. Da lì mi sono un attimo fermato con tutti i miei impegni scolastici, familiari e lavorativi che adesso ho finito, diciamo. Mi sono impegnato nel frattempo ad aumentare su Instagram, passando diciamo in questo 2020, nei primi 3-4 mesi, da 20 a 40.000, quindi duplicandoli. Bravo. E da lì mi sono anche espanso poi in altre app che sono sicuro che esploderanno anche di più in futuro, magari 21 Buttons che è per gli outfit o anche il verificato, Thriller che è un po' un TikTok del futuro che è più esploso in America. E cosa sarebbe questo altro programma tipo TikTok? Cosa fanno Thriller. di diverso? Thriller praticamente è nato, penso, America, sì, comunque quelle zone là, se non sbaglio comunque sia, so che è molto diffuso tra i rapper americani, queste cose così. Diciamo che è come una sorta di TikTok, però funziona diversamente, cioè TikTok metti un po' tutto quello che ti pare, lì è più proprio basato su lip sync, quindi quando imiti una canzone, e quando fai un video solitamente lo registri 3-4 volte, clicchi shuffle e ti mischia tutti e 4 i video che hai fatto insieme in contemporanea, quindi è un po' un montaggio video che ti fa in automatico e lo pubblichi. Anche lì ho verificato che è il pallino blu appunto. Complimenti, io ricordo Grazie. anche ai telespettatori a casa, se vuoi magari ripetere il tuo nome e cognome in modo tale che ti vengano a seguire. Ok, io mi chiamo Alex Tonti, tra l'altro qua nella felpa c'è scritto Alex Tonti I con 2 I perché è il mio nome di Instagram, invece con 3 I è su TikTok, quindi Alex Tonti I. Complimenti perché anche su questa scelta del tuo nome l'hai studiata penso accuratamente, anche perché è una cosa particolare delle I. Sì. Ecco, complimenti Alex, complimenti per tutta quella che è la tua carriera, vedo che sei un ragazzo molto intraprendente. Grazie Noi mille. anche ti ringraziamo perché tu non sei qua del posto, ma da dove sei venuto a trovarci? Sono venuto praticamente da Rimini, sono nato a Rimini, adesso abito a Cesenatico, comunque poco più su, però comunque in Emilia Romagna e ci messo un po' ad arrivare. Sì, quindi ti ringraziamo anche per questo. Grazie Giovanni, prima della chiusura, vuoi magari fare un'altra domanda al nostro ospite e dopo ci salutiamo? Sì, ti chiedo solo questo. Secondo te adesso questo può, comunque tu hai sempre nuovi obiettivi, no? Salire Sì. con i follower, può diventare un lavoro? Hai già qualcuno che ti chiede di fare pubblicità, non so, Sì. per qualche... Allora, diciamo che in questo ambito funziona così, o hai la partita IVA e fai da solo e non è il mio caso, oppure se devi guadagnare ti affidi alle agenzie. Io non ho ancora accettato, anche se ho varie richieste da un po' tutte le agenzie d'Italia, quasi tutte diciamo. Non ho ancora accettato niente perché preferisco farmi la gavetta, aumentare di numero e nel frattempo concentrarmi più su televisione, radio, giornali e cinema. Infatti ho fatto anche delle cose su Netflix, altre cose in TV, su altri canali sempre italiani, regionali e non solo. Quindi come attore? Su Netflix ho fatto delle comparse nella serie Summertime. Ok. E più altre cose che ancora non posso dire perché non sono uscite, comunque ci saranno altre cose su Netflix, ci saranno altre cose nel cinema e anche nella televisione. Ti stai muovendo quindi? Mi sto muovendo, sì, anche lavorativamente, assolutamente sì. Fai bene. Grazie. Bravo Alex, noi ti auguriamo davvero il meglio per quanto riguarda la tua attività. Che dire, l'appuntamento di Scoop Eventi ormai giunge al termine, vi ringraziamo tutti quanti. Giovanni, grazie mille per la tua presenza anche quest'oggi. Grazie a te, grazie a tutto il pubblico. Vuoi salutare qualcuno a casa e dopo chiudiamo? Saluto mamma Gina che l'ho nominata prima col segno zodiacale, come sempre tutti i miei amici che stanno lì a fare aperitivo seguendoci un saluto, ecco, grazie di essere lì davanti alla TV. Alex, vuoi salutare qualche tuo Sì, amico? assolutamente, Qualcuno? grazie innanzitutto, colgo l'occasione per salutare tutta la mia famiglia, i miei genitori, il mio migliore amico Nick, Luca e tutti gli altri amici che comunque mi seguono da casa e sono sicuro che mi staranno guardando in questo momento. Bene, che dire, l'appuntamento di Scoop Eventi giunge al termine, vi ringraziamo a tutti quanti, anzi vi ringrazio anche voi, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e a domani. Grazie. Que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila.
y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste. Que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Por eso rueda, que 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 rueda. Por eso rueda, que 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 rueda. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien. Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren. Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la 100. Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás. Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más. Me está comentando que te está llevando quien no te trajo. Eso no me importa, mi loca, vaya pa'l carajo. Tanto que tú a mí me rebotaste. Que yo te llamaba pila aficiado de ti y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste.